Buongiorno a tutti amici scacchisti, è da un po' che non gioco, lanciamo una sfida. Christian ha giocato un po' con questo account, con l'account aziendale, mi ha detto che ha perso un po' di elo. Va bene, facciamo qualche sfida e vediamo come va. Hanno giocato i 4, giochiamo la francese, di cui abbiamo fatto un corso l'anno scorso, e vediamo come va. Mi hanno fatto la variante di cambio. Avevo spiegato nel corso come giocare contro la variante di cambio, consiglio alfiere di 6, poi bianco può giocare con il pedone isolato, oppure che gioca alfiere di 3, giochiamo cavallo C6, voglio giocare alfiere G4, cavallo E7, cavallo E7, poi alfiere F5, alfiere G4, donna di 7, ok, giochiamo alfiere G4, ora minacciamo il pedone, no, per via dell'inchiodatura, C3, donna di 7. Questo è il sistema che viene consigliato nel corso per giocare per vincere. Che lui gioca alfiere G5, facciamo F6. A questo punto se va in H4, ecco, potremmo giocare una posizione con gli arrocchi corti, ma potremmo anche scegliere di giocare con l'arrocco lungo, perché? Perché poi potremmo iniziare un attacco in quest'ala, no? Quindi soluzione tecnica, soluzione aggressiva. Facciamo la soluzione aggressiva e vediamo cosa salta fuori. Se fa B4, la mossa principale era torre 8, ok, ha giocato cavallo di 2, iniziamo a spingere i pedoni, no? Questo sarà il piano principale, no? Continuare ad espandersi. Va bene, ha giocato alfiere G3, qua potrei continuare con H4, potrei prendere, no? Perché poi dopo si entra in contatto bene. Allora dobbiamo pensare, potrei prendere anche... oppure continuiamo a spingere, mi prenderò in D6, no? E a questo punto voglio continuare a spingere o voglio mettere il pedone in H3. Però mi piace abbastanza come si sta sviluppando. Qua ha fatto donna 4, va bene, donna 4, che piano potrebbe avere? Magari B4, B5, magari catturare il pedone in A7. E in più sta schiodando il suo cavallo. Ok, proviamo a pensare un piano. Generale re B8 va sempre abbastanza bene, oppure potremmo iniziare subito, no? Operazioni, il dado è tratto, no? Il dado è tratto come disse Giulio Cesare quando attraversò il Rubicone, no? Durante la seconda guerra civile della Repubblica Romana. Ok, vediamo dopo alfiere per F3 e G4, se fa B4 prenderò in F3, squalo per F3 e G4 voglio entrare in contatto. Qua ha fatto C4, una mossa più normale poteva essere B4 per continuare ad attaccare, no? Perché lui deve provare ad attaccarmi. Allora, stende volendo un po' questo pedone. Potrei sempre optare per un finale. Vediamo un po', potrei prendere in F4 e giocare G4, che è una mossa che mi piace abbastanza. Forse è la mia mossa preferita perché entro in contatto. Giochiamo alfiere per F3, G4, non perché il mio alfiere sia inferiore al suo cavallo, ma perché voglio guadagnare tempi, no? Perché ci sono gli arrocchi contrapposti, quindi voglio attaccarlo il più possibile. Quindi adesso appena fatto G4, vediamo cosa farà lui. Sì, non so cosa farà, dovrà tornare in D2, no? Presumo, sarebbe la cosa più logica. Se fa C5, donna F4, ok, ha preso in D5. Vediamo un po' qua, perché potrei avere varie opzioni. Perché all'improvviso potrei avere idee con G per F3, no? Cosa che non è indispensabile, però se... Allora vediamo G per F3, D per C6, e cosa farebbe lui se faccio torre G8 lì? Non sarebbe facile per lui, no? Torre G8, che non sarebbe affatto facile. Torre G8 e lo attaccherei. Cosa fa lì? Pensiamo un attimo, perché non mi sembrerebbe banale la sua posizione. Allora ovviamente posso prendere in D5, no? Per prendere in D5 lui mi potrà fare alfiere F5, vado alfiere per G4, comunque si aprono varie linee. Donna per D5 è una mossa più sicura. Donna per D5 penso che sia risk free, perché comunque lui è il pedone isolato, non rischio nulla. Su alfiere 4 potrei anche giocare il finale, ma io voglio vedere G per F3, G per F3, D per C6, voglio mettere la torre in G8.
che sembra affascinante. Torre G8, potrebbe prendere in A7. Che problema ho? Oppure posso anche prendere in F3, prende in C6, prende in C6 anche. E prendiamo in F3. Questa mossa non dico che è scritta, ma va bene. Ok, la mia idea originale era torre G8, perché mi sembra molto forte. Perché ho varie idee, no, su torre G8. Ovviamente la prima idea sarebbe torre per G2, che sarebbe devastante. Posso fare cavallo per... perché C per B7 non mi dà fastidio perché vado in B8, il suo stesso pedone mi protegge. L'unica cosa è che anche... cioè cavallo per C6 è più sicura, no? La torre G8 è più... affascinante. A volte bisogna andare dove porta il cuore, no? Giochiamo torre G8. Proviamo a dare matto. Vediamo cosa succederà. Su C per B7 vado in B8 e proverò a usare il suo stesso pedone per difendermi. E potrebbe... se gioca G3 mi mette una sorpresina. Potrebbe fare alfiere F1, potrebbe prendere in A7. Se prende in A7 potrei prendere in G2 e poi giocare cavallo per C6 per parare lo scacco. Con cavallo B8. E tutto sembra quadrare. Vediamo. Vediamo, comunque è molto interessante la posizione, perché ora voglio vedere cosa fa lui. Perché ho delle idee, ma non voglio anticipare. Cioè, è una posizione rischiosissima, no? Infatti, cioè, potete vedere la variante di cambio, no? La mossa 3, cioè, vedete che è molto rischiosa. Ok, qua ha fatto donna B5. Però qua sembra un po' a senso unico, no? La partita. Che posso prendere in G2. Posso anche optare... Va bene. Allora, qua vorrà prendere, no? Questo pedone. Allora, diciamo che prendo... Diciamo che in G2, no? Questa mossa è scritta, no? Devo prendere, perché scacco. Deve andare in F1. No? Va bene. A questo punto, se prendo... Allora, ovviamente posso prendere, no? Ma... sarebbe allettante, o devo vedere anche mosse dirette, devo vedere torre per F2 anche, no? Devo analizzare, perché su re per F2 vado qui, no? Poi il problema è che scappa, ma devo considerare questa mossa. E così come devo considerare donna per D4 anche, no? Donna per D4 è un'altra mossa allettante. Anche torre G8. Analizziamo queste mosse. Anche torre G8. Torre G8 minaccia torre G1. Come fa a parare tale minaccia di matto in G1? Se prende in B7, vado in D8. Se da scacco in B8, cavallo C8. E difendo tutto. Se gioca donna F5 scacco, prendo. Torre G8, se gioca alfiere F5, se prendo, qua probabilmente mi dà matto. Allora il punto è che su torre G8, alfiere F5, il suo problema è che ignoro e non ha più scacchi. E cosa fa dopo? Sì, io penso che torre G8 vinca. Quindi vediamo un attimo. Torre G8. Donna per B7, vado in D8, donna B8, cavallo C8 e non può praticamente evitare il matto, sembra. Forse potrebbe fare torre 8 scacco, però vabbè, lì dovrei vincere. L'altra mossa che sto vedendo ora è anche donna per H2. Su donna per H2, per dare questi matti, come si salva? Donna per H2, no? Minaccio vari matti. Se tipo prende in E7 fa altre mosse do matto. Donna per H2. Se gioca C per B7 vado in B8. Su donna per H2 se gioca alfiere F5 vado in D8 e non ha più scacchi perché il cavallo controlla questa casella. Magnifico difensore. Su donna per H2 se gioca alfiere F5 torre D8, quindi donna per H2. Donna per B7, re D8. Non ha scacchi tranne quello in B8 e in A8. Faccio cavallo C8. Se sacrifica la donna non ha più nulla. Se gioca torre 8 prendo con la torre. Dovrei vincere. Donna per H2. Il dado è tratto. Se non ho sbagliato a calcolare, la partita dovrebbe essere presto finita. Alfiere F5, così vuole attrarre il cavallo, no? C'è deviazione del difensore, il difensore non si fa deviare. Non ha scacchi, il cavallo controlla D5. Penso che ce l'abbiamo fatta, no?
Partite interessanti, no? Abbiamo visto che anche nella francese di cambio c'è un certo attacco. Di fatto, ok, torre per E7, il problema è che non è scacco, no? Cioè, se prendo, ovviamente, vince, ma io non ho la minima intenzione di prendere, ho più intenzione di giocare donna G1, donna H1, torre G1, in tutti questi casi matto. Game over. Ok? Quindi qua si vince. Possiamo vedere cosa dice il nostro amico. Vediamo se abbiamo giocato bene. Ho giocato molto velocemente. Non so come ho giocato. Non mi sta facendo vedere. Non so come si faceva qua. Si va. Ah sì, qua c'è la barretta. Da un po' che non uso chess.com. Ok, D5. Fiere D6. Cavallo C6. Qua. Sempre pari più o meno. Poi qua arrocco. Potevo anche arroccare corto. Qua avanzo. Avanzo. Non gli piace H4, a me piace. Non so cosa dirà alfiere per G3. Probabilmente sì, cioè dirà alfiere per G3 probabilmente, no? Però dopo F per G3 è più difficile attaccare. Io gioco H4. Per ora non mi dispiace. Tanto questi motori anche di chess.com non sono molto forti. È possibile che un motore più forte di quelli funzionano su ChessBase dicano che sia pari qua la posizione. Dunque donna A4, G5 continuando ad attaccare, qua C4, quello che dicevo non è granché C4, deve provare, secondo me deve continuare con B4 e provare ad attaccare così, la posizione è complessa. C4 secondo me non fa parte del piano, qua potevo prendere ma ho preso, prova, G4, la barretta continua a essere d'accordo, e qua ho preso in D5, ecco qua G per F3. Non so se preferirà altre mosse, non so se forse preferisce donna per D5, preferisce donna per D5 che diciamo che quella più conservativa era, no? Su alfiere 4, non so cosa dice, non so, donna A5 forse anche donna H5 potrebbe dire, non lo so, donna H5 dice che nero vince, vabbè, ma a me affascinava G per F3, apro tutte le linee, deve prendere in C6 se non un pezzo in meno, torre G8, non gli piace torre G8, torre G8 dice che è sbagliata, non gli piace come ho giocato io, probabilmente ci sarà un errore, vediamo quale sarà l'errore, sicuramente non ho visto nulla in partita, ma sicuramente il motore saprà correggere i nostri difetti. Sicuramente su donna per D5, sì, donna per D5 era quella sicura, no? Perché poi sposta il cavallo, no? E poi, non so, posso anche prendere in D4, no? Tutto finito, cioè un pedone in più, attacco. Vediamo perché non gli piace il motore. Perché non piace al motore la posizione del nero? Dobbiamo trovare una difesa, no? Che non è facile. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Ah, non dirmi che c'ha torre per E7 forse? Devo capire, perché allora su G3 avevo in mente una sorpresa che era H per G3, qualcosa per G3 e poi questo sacrificio, no? Sembrava devastante, che qua vinco. Su Re H1 posso giocare anche così, è matto, no? Devo capire come vince il bianco perché non ho ancora capito. Dice che bianco vince donna per A7 forse? Ah, dice che donna per A7 vince. Ora la vediamo, me non sembrava chiaro. Guardavo alfiere F1 che dice che non è il massimo e sembrava di stare bene anche con cavallo per C6, ma vediamo perché vince con donna per A7. Perché che se tipo che se prendo in C6 come continua, che ho varie idee, no? Di continuare l'attacco. Vediamo cosa dice donna 8, che non vedo le mosse, vedo solo la barretta, ma cioè, a me sembrava di avere una grandissima posizione. Invece donna 8 non è la sua mossa preferita, dice che vince, come forse sarà il sacrificio, torre per E7, devo vedere questo sacrificio. Ah, perché gioco donna per E7 vince con alfiere F5, poi vince perché se gioco torre per G2
re F1 e sembra che vinca lui perché non ho tempo, perché minaccia matto, e se prendo da matto lui. Ok, va questo sacrificio. Perché su cavallo per C6 gioca donna 8, lo B8, alfiere F5, vince lui. Vabbè, mi dispiace, è stata una partita cattiva, avrei dovuto giocare donna per D5, la più semplice. Invece qua purtroppo sarebbe stato giusto che... sarebbe stato giusto, la giustizia non esiste, no? In questo gioco, ma avrebbe avuto un'ottima opportunità. Se ha giocato donna B5 si era un po' bruciata, perché qua probabilmente qua pensava di vincere, no? Dopo, cioè che accettassi la deviazione, no? E qua vince lui, no? Ma il punto è che rifiuto la deviazione, vado in D8 e ora invece è il nero che vince, perché non c'è modo di parare il matto, così come è avvenuto nella partita. Spero che la partita sia piaciuta, è molto interessante questa partita. Sì, ovviamente se uno gioca, cioè se uno vuole giocare con il pilota automatico deve arroccare corto in queste varianti. F6, arrocco corto, come spiego nel corso, no? Lì probabilmente sarebbe stato meglio averlo giocato in modo un po' spensierato. Se uno arrocca lungo deve giocare concentrato, lasciando stare che la partita era vinta per il nero posizionalmente, poi ho giocato G per F3 anziché donna per D5 che perdeva. Penso che dal punto di vista dell'apertura siamo andati a stare bene, e sì, questo sistema che do nel corso sulla francese penso che sia molto interessante per molti giocatori della francese che vogliono provarlo.